Ha fatto tanti viaggi con me e tante esperienze e sono ed ero molto legati. L'arco che ho usato nelle diverse esperienze, tra cui sì, le Paralimpiadi, sì, a Tokyo. Asia Pellizzari, atleta paralimpica, parla così del suo compagno di vita, l'arco, che l'ha accompagnata in tante imprese sportive, non ultime le Paralimpiadi di Tokyo. Quello che per la 19enne di Marina è molto più che un oggetto, da ieri non è più accanto a lei. Qualcuno nella notte tra martedì e mercoledì l'ha rubato insieme alla bicicletta della sorellina dalla veranda dove erano custoditi. Sparito insieme ad altra attrezzatura necessaria ad Asia per allenarsi e gareggiare. Attaccato all'arco c'era la faretra, il portafrecce, con all'interno i due sganci che servono per tirare e degli occhiali, oltre a una decina, 10-12 frecce. Al momento di andare all'allenamento, Asia si è resa conto che il suo arco era stato rubato. Male, molto male, non sapevo neanche che cosa dire, ero senza parole. La giovane, da quando è tornata da Tokyo, si sta allenando per i prossimi impegni in programma, utilizzando proprio quell'arco realizzato appositamente per lei. Il mio arco è davvero molto prezioso per me e sì, non è più in produzione come gli sganci che mi servono assolutamente per tirare, come qualsiasi arco che io usi. Con i miei allenatori avevamo deciso appunto che mi avrebbe portato nelle prossime importanti competizioni, prima fra tutte il mondiale che ci sarà a Dubai a febbraio. Senza l'arco al momento non è possibile proseguire la preparazione. Senza gli sganci, senza gli occhiali, no, e quindi sono ferma. La giovane atleta si rivolge a chi ha portato via il suo arco. Sono disposta a dare un contributo se chi si è preso il mio arco ha fatto per bisogno e se invece qualcuno avesse il desiderio di imparare ad usarlo, sono a disposizione. La speranza di Asia e della sua famiglia è che l'arco e la bici possano essere restituiti. E quell'arco rimarrà mio sempre, anche se nelle mani di qualcun altro, di altri. E quindi chiedo per favore se, cioè, di restituirmelo, che è addestrato a far centro solo con me.